Quindi nel precedente video abbiamo visto come raccogliere correttamente le verghe di asfodelo e molte domande sono emerse e quindi questo video, oltre che illustrarvi gli step successivi, come dobbiamo fare per trattare queste verghe, cosa ce ne facciamo, insomma, risponderò anche ad alcune delle domande che appunto sono state poste nel video precedente a questo. Allora, una delle prime domande che è emersa è: perché tirare l'asfodelo e non andare lì con una forbice e tagliarlo alla base? La risposta è molto semplice. Uno, si è sempre fatto così. Due, è un po' più complessa da spiegare. Allora, l'asfodelo ha una struttura a fasce di fibre verticali, quindi ha queste fibre che si distendono per tutta la lunghezza della verga di asfodelo. Cosa succede? Che se io lo taglio con una forbice, questo alla base fa questo lavoro, si apre così, che mi direte non è un difetto, ma per la lavorazione che seguirà poi gli step successivi, appunto per estrarre le fibre per fare la lavorazione dell'intreccio dell'asfodelo, è un difetto enorme. Quindi si tira, perché quando si tira fa questo, cioè si va a chiudere. Quando si seccherà si andrà a chiudere qui e lo vedremo che solo questa parte qua si annerirà parecchio, e questa chiusura che andrà a fare verso il centro permette di proteggere la struttura dei nervi delle fibre. Quando noi tiriamo, che viene via, oltre alla verga, anche il fogliame, quindi non i bulbi, quindi non i tuberi, alle volte quando togliamo tutto il fogliame rimane questa specie di zoccolo alla base. Quello che noi andremo a fare come prossimo passaggio quando arriviamo a casa è prendere un coltello qua e pulirlo prima di metterlo ad essiccare. Quindi questi due io a casa con il coltello prendo e li pulisco per farli diventare così. Che conta è che non lo tagliate via, perché appunto si rovina la fibra. Quindi abbiamo raccolto le verghe di asfodelo, ci siamo mangiati i fiori perché ricordatevi che sono buoni, e il passaggio successivo è: vanno messi ad asciugare, cioè a perdere umidità, per circa 20 giorni dentro casa. Io ho un grande spazio dove li posso mettere, oltretutto li divido per gruppi di raccolta e quindi mi organizzo così, so esattamente quali gruppi ho raccolto in che settimana, e quindi tra una ventina di giorni ci rivediamo per vedere qual è il passaggio successivo. Intanto vi faccio vedere, questo è l'ultimo raccolto, che è di questi di oggi e questi di qualche giorno fa, appunto come pulire lo zoccolo alla base, se vi è rimasto lo zoccolo alla base. Pertanto un altro degli elementi fondamentali nella lavorazione dell'asfodelo per l'intreccio è
Saresolza o il coltello sardo o comunque un qualsiasi coltello, perché senza di questo non andate da nessuna parte. Quindi prendiamo appunto le verghe che hanno questo zoccolo alla base e semplicemente andiamo a togliere l'eccedenza per ottenere questo. E così facciamo con tutti quanti gli steli dove abbiamo lo zoccolo alla base. Una volta tolti tutti gli zoccoli, metteremo dentro casa, nel mio caso, ad asciugare appunto all'ombra per 3 settimane circa. Quindi, come vi dicevo, io ho questo ampio spazio all'ingresso di casa dove posso stoccare le verghe di asfodelo. Quindi ho messo qui le ultime che ho appena pulito, dallo zoccolo alla base, e poi io vabbè a memoria appunto so in sequenza quali devo lavorare a distanza di 20 giorni, però staranno qua appunto per queste 3 settimane per perdere l'umidità. Non li mettiamo direttamente al sole adesso e non si procede con subito il passaggio successivo, perché altrimenti rovineremo tutto quanto il raccolto. Una cosa sulla quale dobbiamo fare attenzione semplicemente è che non si formi la muffa, perché chiaramente avendo una quantità, ad esempio come questa, di verghe una sopra l'altra, c'è il rischio che se non è areggiato bene che si formi la muffa. Però qui in questo caso io li mobilito, li muovo, li sposto ogni giorno praticamente, perché li tengo sott'occhio e quindi il pericolo non c'è. Ci accorgiamo che è tempo di procedere al passaggio successivo quando iniziano a cambiare colore. Come vedete queste sono ancora un verde brillante, fresco, invece queste sono già di un più scuro, cioè tendenzialmente vanno già verso la colorazione che poi sarà quella che è già propria della fase di asciugatura. Io so in sequenza, quindi i prossimi da trattare saranno quelli, poi questi e questi gli ultimi. E quindi tra 20 giorni vi illustrerò come trattarli. Gli asfodeli, le verghe vanno, per questa prima asciugatura vanno asciugati così, orizzontalmente per terra, non vanno assolutamente messi così in verticale come questi che vedete qua. Questi sono, ve li ho tenuti perché sono lo scempio che io ogni anno organizzo all'inizio, perché quando si avvia la fioritura, quindi inizia il periodo di raccolta dell'asfodelo, io ho sempre paura che per motivi personali, maltempo, piogge, qualsiasi cosa, non riesco ad andare a raccogliere asfodeli e quindi ho il terrore di rimanere senza materia prima per poter fare l'intreccio, e quindi raccolgo qualsiasi cosa, cioè degli abomini letteralmente, perché ancora adesso io cerco di capire come io abbia fatto a raccogliere una verga del genere con tutte queste curve, perché in lavorazione io di queste letteralmente non me ne faccio nulla. Guardate questa, è un abominio letteralmente. Quindi io siccome questo è proprio il primo raccolto che ho fatto addirittura a fine febbraio, li ho messi da parte quando sono andata a trattarli dopo i loro 20 giorni di asciugatura.
li ho messi da parte proprio per farvi vedere che cosa fa, nonostante l'esperienza, cosa fa ogni anno la mia mente nel costringermi a raccogliere anche ciò che non serve. In questo caso io adesso questi li restituirò alla natura perché, ripeto, sono inutilizzabili per l'intreccio dell'asfodelo, però appunto per questo pallino che ho continuo imperterrita ogni anno i primi a raccoglierli. Poi, come vedete, gli altri sono discretamente dritti e appunto asciugando in questa posizione orizzontale rimangono anche dritti. Trascorsi i 20 giorni di messa a dimora in casa delle verghe, il passaggio successivo è quello di spaccarli a metà. Ovviamente io sto filmando nello stesso momento in cui vi ho spiegato cosa viene fatto appunto dopo il raccolto delle verghe di asfodelo, però appunto avendole raccolte in diverse settimane ho quelli dei primi di marzo che devo già trattare, quindi che devo spaccare a metà. Quindi ho preso una parte delle verghe di quelle appunto dei primi che ho raccolto ai primi di marzo e con sempre l'attrezzo fondamentale in mano, il coltello, andremo a spaccare nel senso della lunghezza queste verghe. Cosa succede? Allora, qui è una questione di praticità, bisogna esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi fino alla nausea. Per quello quindi anche quando raccogliete le verghe, perché c'è stato chi mi ha chiesto giustamente quante ne devo raccogliere. Inizialmente in fase di apprendimento raccogliete tutte le verghe che potete, dipende anche dallo spazio che avete in casa, dipende dagli asfodeli che trovate, però comunque raccogliete il più che potete perché qui si sbaglia facilmente, anche io sbaglio ancora adesso, nonostante diciamo tiri a sfodelo e lavori le verghe da 10 anni e anche più, è sempre una questione di memoria impressa nella mano. Quindi coltello alla mano, infiliamo la punta a metà del suo spessore, trapassiamo la verga, ok, vedete? E adesso è una questione di posizione della mano, perché la mano deve al tempo stesso tirare il coltello verso questa direzione, io andrò, ma deve anche con l'indice cullare, quindi far seguire al coltello la verga e direzionarla quindi tenendo la lama. Quindi io acquisisco questa posizione, quindi qua appoggia la verga sulla mano e qui allo stesso tempo appoggia la lama sul dito. Quindi si seguirà questo movimento e dividerò la verga a metà. Poi anche dall'altra parte io lo faccio così. C'è chi gira la verga e fa lo stesso movimento iniziale anche nella parte di sotto, io a come mi capita. Quando la verga è molto grossa si potrebbe in teoria anche spaccare in 4 già da adesso. Io ve lo sconsiglio perché, anzi ve lo spiego dopo perché ve lo sconsiglio. Comunque, adesso una volta spaccate a metà otterremo appunto queste 2 mezze verghe che metteremo a essiccare al sole. Importante questo passaggio, vanno messe al sole a essiccare, quindi non devono assolutamente prendere umidità adesso perché temono proprio la muffa. Come vanno messe ad essiccare al sole? La mattina
li tirate fuori da dentro casa, li mettete in pieno sole. Qui vedete già delle verghe che avevo già spaccato a metà, che stanno asciugando, vanno messe alla luce diretta del sole la mattina e poi la sera, quando il sole cala, tramonta, vanno prese e messe di nuovo dentro casa, perché non deve appunto prendere l'umidità, la brina della notte. Vi starete chiedendo perché prima ci hai detto che lo fai così, poi invece adesso lo stai facendo così. Lo sto facendo così perché l'esperienza per me mi fa capire la struttura della verga. Io mi accorgo insomma quando col coltello sto andando, se sto andando dividendolo a metà oppure se sta tendenzialmente spostandosi verso l'esterno, e quindi andrei a rovinare la spaccatura della verga. Quindi la riesco a controllare girando il lavoro appunto e facendogli la culla, il binario con il dito. Posso direzionare meglio il coltello e quindi ottengo due metà praticamente simili. Ripeto, è una questione di pratica, è una questione di esperienza che acquisirete man mano che praticherete insomma quest'arte, questa tecnica. Piccolo suggerimento quando si spaccano le verghe. Vi ho detto prima che c'è un motivo ben preciso perché io non le spacco anche in quarto quando ho delle verghe grosse. Questa è una verga grossa, guardate la differenza, spero si veda. Dicevo, si spaccano a metà. In teoria le metà che sono molto grosse e larghe noi non andremo mai a utilizzarle così larghe in intreccio, ma io in questa fase non le spacco ancora ulteriormente, quindi a fare il quarto, perché diventano poi nella parte superiore talmente sottili che quando le andremo ad asciugare al sole si curvano, si attorcigliano, e la stessa cosa accade se noi facciamo questo procedimento, cioè di spaccarla anche solo a metà subito dopo averle raccolte. C'è stato un anno che proprio ignorantemente, era ancora quando da autodidatta stavo cercando di capire come si tirasse fuori la fibra dall'asfodelo. Poi fortunatamente ho incontrato le maestre di Flussio che mi hanno consigliato e mi hanno saputo insegnare, non mi hanno saputo insegnare, mi hanno insegnato la tecnica della trasformazione insomma delle verghe in fibre, ed era un raccolto che io ho fatto, tornata a casa, spaccata a metà e messe direttamente al sole. Dopo 2 giorni mi sono ritrovate con tutte le verghe che si erano letteralmente accartocciate su loro stesse, inutilizzabili. E quindi diciamo, per un dispiacere enorme non ho voluto buttarle, ho cercato di recuperare il recuperabile e quelle che ho potuto salvare insomma ho cercato di salvarle. È dunque veramente importante seguire questi piccoli consigli, perché non sprecate raccolto, non sprecate materia prima, perché ricordiamoci, da una verga noi otteniamo quella che è la materia prima per l'intreccio, quindi
Ricordiamoci ogni anno, sempre quando raccogliamo l'asfodelo, prima i 20 giorni di asciugatura all'ombra in casa, poi si spaccano a metà e poi in un secondo momento penseremo alla larghezza delle fettucce che dovremo ricavare, ma vi ripeto, per non sprecare il vostro raccolto, seguite questi piccoli consigli. Per concludere questo passaggio di spaccatura della verga, andremo a prendere appunto le nostre verghe spaccate e le esponiamo alla luce diretta del sole. In questo modo, qui lo vedete, allora questo è un lavoro che solitamente si fa di mattina, perché appunto di mattina vengono tagliati, esposti direttamente al sole. Non c'è il rischio che appunto abbiamo il tramontare come in questo caso in cui sto filmando, quindi andremo a metterli belli larghi e li lasciamo asciugare. Tempo di asciugatura a sentimento, dove devono suonare, devono cambiare colore, diventeranno di un beige marron. Può volerci un mese, possono volerci 2-3 mesi. Solitamente adesso siamo ai primi di aprile, non se ne parla comunque prima di giugno. E nelle mie dimostrazioni, quando appunto vado a fare i workshop di intreccio dell'asfodelo, tendo a enfatizzare il fatto che è una pratica molto difficile quella dell'intreccio dell'asfodelo, ma dell'intreccio di per sé no, è la preparazione, l'arrivare ad avere la materia prima il procedimento più complicato, perché non solo è macchinoso, avete visto come si raccoglie, avete visto come si deve spaccare, i piccoli accorgimenti che bisogna fare, ma soprattutto richiede anche molto spazio, perché adesso se voi avete raccolto un fascio così di asfodelo, quando lo andate a spaccare a metà ne avrete il doppio di volume, perché deve prendere aria. Quindi poi va preso la mattina, messo fuori, raccolto la sera, quello che farò adesso, e messo di nuovo dentro casa. Domani mattina andrà di nuovo messo di nuovo fuori. È laborioso, è da seguire, vuole seguito, quindi chi è arrivato già fin qua si può già considerare fortunato. Quindi adesso io prenderò questi, come sentite il suono è diverso, che sono già qui a seccare da una settimana. Anche questi ovviamente li porterò dentro e ci rivedremo più avanti quando sarà il turno del passaggio successivo di tirare fuori la fibra dalle nostre mezze verghe di asfodelo.